Buongiorno a tutti, oggi siamo in località Spiazzi, abbiamo parcheggiato la moto e per il nostro motogiro del weekend stiamo per affrontare questo bellissimo sentiero che ci porterà al santuario della Madonna della Corona. Venite con noi. Andiamo. Molto spesso si va a caccia di bellezze al di fuori dei confini italiani, ma con un'attenta ricerca è possibile scoprire sempre luoghi nuovi, che hanno dell'incredibile. Basti pensare al santuario della Madonna della Corona. Avvicinarsi al santuario vuol dire regalarsi un cammino panoramico da sogno, anche se un po' faticoso. Un'esperienza ripagata dallo splendore del luogo. Per ammirarlo occorre recarsi a Ferrara di Montebaldo, in provincia di Verona. Per la precisione siamo in località Spiazzi. In questo luogo silenzioso, immerso nella natura, sorge una delle strutture più suggestive d'Italia, che dà l'impressione d'essere sospesa in aria. Ogni anno migliaia di pellegrini raggiungono il santuario, così come tantissimi turisti sia italiani che stranieri. Il santuario sorge aggrappato sulla roccia dei monti che lo circondano, a 774 metri sul mare, a strapiombo sulla valle dell'Adige. Originariamente il luogo ospitava un eremo. La chiesa attuale fu costruita nel 1530, diventando santuario solo nel 1625, quando i Cavalieri di Malta fecero riedificare la chiesa. Dopo aver visitato il bellissimo santuario della Madonna della Corona, riprendiamo la moto e ci dirigiamo in direzione Avio. Siamo ormai in Trentino Alto Adige
I paesaggi sono alquanto meravigliosi. Facciamo caso a quel grosso nuvolone nero che è sopra di noi e lo teniamo d'occhio per quasi tutto il viaggio. Speriamo non ci voglia scaricare tant'acqua addosso, anche perché ho dimenticato i kit antipioggia a casa e quante cose da pensare. Facciamo pausa pranzo a Pra Alpesina, nel versante trentino del Monte Baldo, dove parte anche la seggiovia che in una decina di minuti consente di arrivare sul crinale affacciato sul lago di Garda. Oggi la giornata è particolarmente ventosa, siamo a 1500 metri d'altezza e la seggiovia è ferma. Ciò non toglie di gustarci i nostri panini portati da casa. Riprendiamo il viaggio attraverso i bellissimi paesaggi del Trentino Alto Adige in direzione Malcesine e poi di nuovo a Peschiera del Garda e poi a casa. That emptiness is hard to pass. To fill that gap, you need to open up. All your days are over. But you send your light to be found now. It's like my engines overflow, and I feel it's time to go. Oh, we are in this rush, it's love in the fast lane. I feel I'm strong beyond belief, and this is happening to me. I'm shouting over this rush, it's love in the fast lane. I finally found my love. I finally found my love. Sometimes I recall, repeat it all, the hopelessness, the bitter taste of fear, that my days were over. But you sent your light to find me. It's like my engines overflow, and I feel it's time to go. Oh, we are in this rush, it's love in the fast lane. I feel I'm strong beyond belief, and this is happening to me. I'm shouting over this rush, it's love in the fast lane. I finally found my love. I finally found my love. I finally found my love. My love, my love. Give it one try, you will see. If you give it away, you'll be free. Fermi ad Affi a fare rifornimento. Si muore di caldo, 32 gradi con il casco in testa, percepiti 40. Credo che adesso siamo sulla via del ritorno. Si stava meglio prima in alta quota, dove abbiamo fatto pranzo, c'erano 16 gradi e si è ritornati al caldo. Riprendiamo la via del ritorno. La Trippi sta bevendo. Una benzina. Cioè? Al limite.
Vai, verso casa. Arrivati a Peschiera, tappa per bere qualcosa di fresco e poi a casa. Se il video vi è piaciuto lasciate un like. Al prossimo Motogiro del weekend. Ciao!